Ciao! Ciao! Nome, Anna, cognome, Martorello, quanti anni hai? 24. 3 aggettivi per definirti. Un po' timida, empatica, testarda. Genere musicale. Soul, R&B, gospel. A quale grande voce ti ispiri? Whitney Houston. Come hai conosciuto Art Voice Academy? Tramite un'amica che studiava qui. Anno accademico. Questo è il mio primo anno accademico. Descrivici in poche parole Art Voice Academy. Art Voice mi fa sentire a casa. È per me come una seconda famiglia dove ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone meravigliose e di crescere molto dal punto di vista musicale. Quali opportunità ti dà Art Voice Academy? Art Voice mi dà l'opportunità di crescere a livello tecnico e professionale come artista, permettendomi anche di venire a contatto con musicisti e professionisti di alto livello e di confrontarmi anche con palcoscenici importanti. Quale palcoscenico ti ha emozionato di più? Sicuramente ha avuto un grandissimo impatto emotivo su di me aver avuto l'onore di fare da vocalist per Andrea Bocelli all'Arena di Verona in occasione dei Set Music Awards nel 2021 e sto ancora cercando di metabolizzare e riprendermi a distanza di tempo da questa esperienza. E sicuramente anche Natale in Vaticano è un bellissimo ricordo dove ho avuto l'opportunità di condividere il palco con grandissimi artisti della musica come Lionel Richie, Elisa, Bonnie Tyler, Noemi, e questi sono dei ricordi molto molto forti ed esperienze per cui sono veramente tanto grata. Com'è cantare con un'orchestra? Cantare con un'orchestra è sicuramente differente rispetto a cantare con una base. L'orchestra è imponente, ti circonda e la parte del live è neanche farla apposta, la parte più viva, più reale, dove tu scopri come stai veramente, perché lì non puoi mentire. E c'è questa cosa bellissima che si crea con i musicisti e il pubblico, uno scambio e ritorno di energie. E poi io ho anche un grande rapporto con l'agitazione, l'ansia pre-show, infatti qui non a caso per molti sono ragazza ansia sapone, però poi quella è una cosa che comunque si scioglie cantando e la musica serve proprio a questo, aiuta la coscienza e ti libera da tante cose inutili di mente, di pensiero, e lo scambio con i musicisti e l'orchestra è un'esperienza molto molto importante dal punto di vista formativo musicale. Ci fai ascoltare qualcosa? Certo. Che brano ci fai ascoltare? Sandcastles di Beyoncé. Saluta! Ciao! We built sandcastles that washed away. I made you cry when I walked away. Oh, and I know I promised that I couldn't stay, baby, babe. Well, every promise don't work out that way. Oh, baby, every promise don't work out that way. Dishes smashed on my corner from our last encounter. Pictures snatch out the frame, and bitches scratch out your name and your face. What is it about you that I can't erase, baby, babe? Well, every promise
work out that way. No, 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 no. Every promise don't work out that way. And your heart is broken, 'cause I walked away. Show me your scars, and I won't walk away. Oh, oh, and I know I promised that I couldn't stay, baby, baby. Well, every promise don't work out that way. No, 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 no. Every promise don't work out